Convenzione europea del 1950 è figlia della Convenzione dell'uomo e donna del 48, quindi la dichiarazione universale. La Convenzione europea del 50 regionalizza rispetto ai principi. In un'area sempre più vasta c'è il riconoscimento delle situazioni fondamentali di libertà, quindi del rapporto cittadino-potere. È più difficile realizzare ciò che la diceva, che è sicuramente auspicabile, l'incremento delle diritti sociali e delle prestazioni date al cittadino. Questo comporta politiche comuni, che portano politiche comuni e quindi scelte comuni da parte dei paesi che hanno tradizioni, radici e situazioni economiche diverse. Professor Vettori says that what is going to happen in Europe, with the fact that many countries agree on the fact that these international laws, civil rights, would become real laws, not just suggestions. It's not easy to foresee how and when and where can be replied, since in other continents there could be a more dishomogeneity, no? In the different national laws, which in Europe could somehow find an agreement more easily than elsewhere. Because we had a very interesting talk, se parlo in inglese così, we had a very interesting talk with Matteo Ricacci. He's a radical deputy who is part of the Foreign Commission, and he is very devoted to human rights, the Commission for Human Rights and so on. And talking about the Tibet, he said that probably the only chance is to have more than national communities, because Tibet is political, to pretend to respect or rights and so on in front of China, for example, and only belonging to a wider agreement of nation that could have the strength to. But the issue is what could be an Asian European Union. Così, perché si è sentita la necessità in Europa di un'Unione Europea, non del Consiglio Europeo allargato, di costruire una carta dei limiti per tutte le ragioni che abbiamo detto, ma soprattutto per una, perché la legittimazione dell'Unione si fonda non su altre basi storiche, geografiche, culturali, ma sul riconoscimento di una serie di istituti. L'area di estensione dell'Unione sarà determinata anche e soprattutto dall'adesione che i paesi, quanto più individuali sono, the values of some core nucleus of value, not only an economic factor. There is, for example, the issue that there is torture and non so se è vero di morte ancora, no? And which will be part of the European Union. So there is a slow progress, no? And in any case, nobody can apply a compulsory enforcement, no? If a region is not don't observe, don't follow the international law, how can we force that? No? So it only can happen through a gradual growth of the consciousness. And lo stesso problema, la stessa difficoltà, cos'è?
non riconoscersi nella stessa divieto del pianeta, ma la stessa difficoltà c'è di riconoscersi se il riconoscimento di una serie di diritti fondamentali non è impossibile, perché la parte stessa dell'aggregazione muove da presupposti diversi e non molto diversi. E quindi non è solo il diritto fondamentale in quanto tutela della persona, il diritto fondamentale come presupposto di specificità dell'unione delle paesi che deve prescindere da altri fondamenti che non sono riconosciuti. So, la parola laico secola, well, of course, when in Islamic countries, for example, or other, when the religious power is too strong, can condition the normal functioning of the secular institutions. No? So a government cannot agree to common. So the general laws which states the laws of the living together, the community should not be conditioned from other kind of influences, no? Which can be in contrast with the basic laws which has to be agreed between the countries. La definizione di laicità più esatta sta nel separare ciò che è oggetto di regola comune di convivenza rispetto alle fedi e alle appartenenze, che possono esistere ma che non devono in tutti i modi influenzare le regole di convivenza e considerazione. Dunque laicità significa, Mario lo diceva benissimo, separare, non mischiare, non adulterare, separare ciò che può rimanere separato rispetto a un nucleo che unisce. So this is a sophisticated principle, but very concrete also, hypothetic matter which should be commonly shared by a community and not only by some people because they belong to a faith or religion or another. We need some common ground which is accepted by everybody on some very basic issues which should be valid for everybody, except the fact that everybody can have his own religious beliefs, but this basic common ground should be agreed no matter what the religion or the faith the person follows. Non so se sia un modello.